Eight, say, 1, 2, say, eight, check, 1. Prova, say, check, say, sì, buonasera. Prova, say, check, 1, 2, 3, 6. Prova, check, no. Check, prova, più. A1, 2, A, sa, A1, 2, say, 1, A. Fino all'alba si ballerà. Ci sono a posto? Va bene. Si sente anche senza microfono, probabilmente. Sai, il tuo è un rosso relativo. Va bene, va bene. A posto così. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6. Scusami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 8, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, vabbè. Ascolta, lascia senza. Allora, se deve fare qualche cosa, si avvicina qua. Quale? Prova. 1, 2, 3, prova, sa, prova, sa, prova, 1, 2, 3, prova, sa, prova. Ok. Un po' la chitarra nei monitor, che fa? Ok, sono basi, facciamo così un po' dappertutto, la chitarra sicura, chitarra e voce un po' dappertutto. Anche io non ho niente.
tolto qui. Ah, ok, ora c'è. Qui è ancora troppo alto? No, vai sbagliato. Chi sta dentro? No, Preso.
Vestiti e presentati nel modo educato per dire che non sono affari tuoi, come me la dà. La barba sempre di nuovo, colpa dello stress, perché sto dietro a dire cose. Non parlo mai in vacanza, se non per dire grazie, nell'ambito di qualche gestione umanitaria, nel comunità, Repubblica Manifesto, la petizione facendo, sognando Che Guevara. Ai 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 ai, ai 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 ai. Mi piacciono gli artisti impegnati nel sociale, ma poi mi sta la strada, la musica personale, non lo dico meglio so, ma troppo poco di vista, non voglio recuperare, sto perdendo popolarità, guardo contro me, cercando l'orizzonte, sono sempre portato, come fossi disperato, sai che sono libero, da ogni turbamento, pedato da verare, e non come movimento. Ma c'è la via, ma che oggi collegano. Io non mi sento, la voce non la sento, la mia voce solo da fuori, già lo sentito, ma non mi mai, questo è ciò. Che male c'è a vivere cose un po' più free, con lo scambio non lascio prendersi. Sono fatto di voce nella mia spia, ho perdone di coscienza. Io non ci sono per niente. Ehi, faccio ciao, sono la voce. Ehi, prova. Cioè, prova 6, 1, 2. Ehi. Ma preferisco più basso in sala e più alto sul palco, così siamo tutti connetti. Perché io la voce di Ehi, Robby prova anche la mia non la 6, sento. check, 1, 2. Anche pochissimo lui. Sì, ok, dai, va bene, dai, non ti la chiedere. Sì, tirami sulla spia basta. Sia voce di Cioè, voi fiato. sentite più la voce di Robby? Ma siamo noi quelli. Ciao. Ah, sì, lì. Ciao a tutti. Ci sono rientri strani. Va bene. Anche il violino molto più alto. Il violino è inesistente. Il violino. E dobbiamo provare tutti. Guarda. Sì, e se suoniamo tutti poi non si sa. Prova. Per Mario. Dai, ok, lasciamo così, dai. Per Mario, allora, basso in più e anche la voce di Robby in più e più la cassa, minimo di cassa. Dai, va bene. E poi Cosa facciamo? Lasciamo tutto collegato? Sì, no. non so, Io Magari sono tutti gruppi. Non penso gruppi, sono persone che già mi conoscono. Sono capito già da 60.
facciamo tutto così. Se Vittorio non lo può, o non spostiamo qua di lato? Me li date un paio di punti più chitarra cose qua nella via? Ok. Se posso staccare sta. Più voce più chitarra. No, alzala anche così com'è. Vai, solleva perché io non sono proprio il via. Sa, prova. Non dovevo fare. Ai. Sa, prova. I'm a radical chic. Ai, I'm a radical chic. Ancora un pochino perché sennò questi suonano forte e io non mi sento. Sto rientrando, ok. Vabbè, se questo è il massimo. Sa, prova. 1, 2, 3, prova. Sa. Prova, adesso devo fare sa, prova. Effettivamente. Sa, prova, sa, prova, 1, 2, 3, prova, sa, prova, 1, 2, 3, prova, sa. L'ho spostato un pochino. Così molto di lontano. Ma non si sente, si sta innescando. Così. Sa, prova, 1, 2, 3, prova, sa. Dai, non fa male. Io metto più indietro, guarda. Facciamo così. Così la prova. Sa, prova. Ok. 1, 2, 3, prova, sa. Questo è ci arrangiamo così, dai, basta, se no non ce ne andiamo. Sì. Ok. Però Posso staccare la fita? Ascolta, io stento la... stento l'amplifico, quindi... lo riaccendo adesso così non crea... è spento il canale, se no il fatto... Roberto, il microfono abbiamo finito? Sì. Okay. Aspetta, ma il microfono è staccato? Sì. Quindi no. Quando è che devo mandare quella? Te lo dico io, ti dico mandiamo. Qual è il file? Sono solo due file, c'è un video e una foto. Un video, un vocale, un file audio. No. Un attimo. Ho mandato del Roberto che è accancarato. Sì? Posso mandare un attimo per trovare? No, lo mandiamo proprio alla fine. Fammi vedere dove è il puntino. Questo quando è più avanti? Appena finisco di parlare. Te lo dico, no, appena finisco di parlare dopo dopo queste... Quindi non è imminente? No. Perché lo carica gli altri file, per quello. Okay. Carico i file. Niente, portami... Daniele. C'è Daniele Bileri? Sono qua. Sto guardando giù io.
Ma Piero, intanto possiamo iniziare? Sì, certo. Sì. Quello c'è la spiaccetta. Buonasera a tutti e a tutte. No, è la spiaccetta. Lì però è arrivato anche Tonino. Ciao Tonino. Prova, sa. Sì, va. Buonasera a tutti e a tutte, benvenuti a questa iniziativa a sostegno della candidatura di Ilaria Salis al Parlamento europeo. È stata una lunga e faticosa cavalcata fino ad oggi e non è ancora finita. Mentre stavo arrivando mi è venuto in mente il pensiero di Luigi Ciotti quando da ragazzi ci educava all'antimafia sociale. Diceva che bisogna avere sempre lo stimolo del di più. Molte volte noi pensiamo, riflettiamo e abbiamo un riscontro dagli altri che ci dicono che abbiamo fatto bene. Non è vero. Noi sappiamo dentro di noi che abbiamo fatto il minimo, quello che ci consentiva di andare avanti, ma non abbiamo fatto quel di più. Guardate, in questa campagna elettorale a noi serve quel di più. Noi tutti ci dobbiamo sentire proprio in obbligo nei confronti non di Ilaria Salis, ma di quello che rappresenta, di questo contrasto fisico al fascismo, di questo contrasto fisico fatto di giorni e mesi chiusi in una cella, di questo contrasto fisico fatto di tutte quelle persone che da quando è stata messa in carcere fino ad oggi si sono mobilitate per lei e per questa causa. Dobbiamo sentirci coinvolti in questa nuova idea di Europa, di contrasto ai fascismi, un'idea di Europa più libera, un'idea di Europa che non gira lo sguardo ai morti nel Mediterraneo. Qualche settimana fa durante un'assemblea ho detto: sapete quanto pesa un corpo? Qualcuno ha pensato al peso fisico. Un corpo può pesare chili, ma non è solo quello il suo peso. Io il mio primo corpo me lo ricordo. Il mio primo corpo era steso su una nave rompighiaccio norvegese. Era un ragazzone di 1,70 m, un bel ragazzo, avrà avuto 14-15 anni. Ed era morto di Mediterraneo. Annegato. Il peso di quel corpo pesa sulla mia di coscienza. Quello è il peso che ci dobbiamo sentire. Noi votando Ilaria Salis, votando Alleanza Verdi Sinistra, facendo questa battaglia, scarichiamo quel peso, perché facciamo un voto giusto, un voto che ha un significato, che dice che quei morti, quelle persone, non sono state dimenticate. Vi presento Roberto Loddo. Vi ho chiesto di intervenire subito per poterlo presentare, perché ci tengo particolarmente. È stato il motore di questa campagna elettorale. In questi mesi si è dato anche lui anima e corpo, come tanti e tante. Ci tengo a ringraziarlo pubblicamente per il lavoro che ha fatto. Gli chiedo un applauso per Roberto. Allora, passo la parola a Roberto che leggerà una cosa. Grazie Cristian, grazie a nome di tutte le organizzazioni, di tutte le persone, le personalità che hanno aderito al Comitato Sardo per l'elezione di Ilaria Salis. Tutte e tutti noi siamo stati
preziosi e indispensabili, e altro lavoro fino alla fine della campagna elettorale. C'è tanto lavoro da fare. Come ho scritto stamattina, io sono molto felice oggi. Sono molto felice per l'iniziativa di questa sera al Teatro di Sant'Eulalia, perché rappresenta qualcosa di unico e di straordinario nelle dinamiche elettorali a cui una parte di noi che fa politica da tanto, che fa associazionismo da tanto, si è abituato. Io non avevo mai visto così tanta adesione, così tanta partecipazione, così tanto sostegno da parte del mondo dell'arte, del mondo della musica, del mondo della cultura, dell'associazionismo democratico, della conoscenza per una persona candidata. Come non avevo mai visto così tanto odio, così tanto disprezzo, così tanta intolleranza per una persona, per un'idea che rappresenta questa persona, e lo vediamo tutti i giorni, lo vediamo a tutte le ore, nei commenti sui social pieni d'odio e di intolleranza, nei commenti dei politici di estrema destra che abbiamo al governo e che abbiamo in molte aree dell'Europa. Una persona candidata che rappresenta una responsabilità collettiva per una possibilità di cambiamento, per un'Europa antifascista, per un'Europa che mette al centro le persone e non i mercati, che mette al centro i diritti delle persone. Una causa che evidentemente va oltre la semplice candidatura. E per usare le parole di Ilaria Salis, l'antifascismo sarà sempre la bussola che orienterà il mio agire. La storia e il presente d'Europa parlano chiaro. La battaglia contro l'oppressione e le discriminazioni è la più importante per vivere come persone libere e uguali. Queste sono parole importanti, sono le parole di Ilaria Salis, che conclude: come giovane donna e come lavoratrice precaria voglio dedicarmi alla trasformazione delle condizioni materiali di vita nel nostro paese, al netto degli enormi profitti e di un impoverimento diffuso. Non siamo mai stati rappresentati da nessuno e siamo sempre rimasti invisibili. Ilaria Salis ha ricordato di aver sempre fatto politica dal basso, fra le persone comuni. Continuerò a dare respiro e forza ai temi e alle battaglie che hanno caratterizzato la mia storia, ha scritto Ilaria Salis. E come lista Verdi e Sinistra e come comitato sardo per le elezioni di Ilaria Salis al Parlamento europeo ci tenevamo ad aprire questa nuova iniziativa di stasera con le sue parole, e mi piace pensare che le nostre azioni e le nostre parole arrivino ad Ilaria stasera, perché per lei e per coloro che non potranno essere presenti con noi stasera, perché siamo in diretta su tutti i canali social del Manifesto Sardo, Ilaria è stata imprigionata nell'Ungheria autoritaria e amica dei fascisti di Orban, con condizioni di arresto, come ricordava Christian, di arresto e detenzione al limite dell'inumano, perché si è opposta ai rigurgiti di rinascita delle estreme destre xenofobe e neofasciste in tutta Europa. Questa è la sua colpa, e siamo qui questa sera per condividere la nostra vicinanza, per condividere con lei la nostra solidarietà e soprattutto la nostra complicità con Ilaria Salis, perché se essere antifascisti è un reato, allora siamo tutte e tutti colpevoli. Ciao a tutti, grazie di cuore per tutto quello che avete fatto per me e per tutto quello che continuate a fare. Sono davvero commossa per tutta questa solidarietà che ricevo e grazie a voi spero presto di poter uscire finalmente da questo pozzo e di potervi abbracciare in Italia. Grazie. Apriamo la nostra serata con il cantante Daniele Pile e Rinaldo Pille.
Allora, chiunque abbia frequentato i locali di via San Giovanni a Cagliari nei primi del 2000 non può non conoscerlo. Va bene, prego. Sì. Salve a tutti, intanto è un orgoglio essere qua. Riprendo le parole di Roberto, riprendo le parole di Ilaria, è quasi assurdo che ci si debba ritrovare qua a ribadire ancora una volta che l'antifascismo non è un reato, l'antifascismo è teoricamente, pare, anche la base della Costituzione italiana. L'antifascismo dovrebbe essere un sentimento condiviso da cui partire quasi come il primo vagito appena esci dalla pancia di tua mamma, ammesso che qualcuno di quelli ce l'abbia. L'antifascismo è la base, l'antifascismo è la speranza e l'antifascismo è anche nel pezzo che canto, che si chiama Noi Oltre, ed è il mio contributo. Spero utile e spero che non ci dovremo trovare mai più a dover costringere una persona come Ilaria a rivendicare la propria libertà. Abbiamo un inconveniente tecnico. La canti tu. Va. Ecco. Io non piango se mio fratello piange, i suoi occhi di chi trema. Assurdo passo il tempo scandito dai miei abusi, alba senza un tramonto, il mio Dio contro il tuo Dio. Non lasciarmi solo così, stanno morendo tutti chi, se non è mai odiato dimmi perché, devo dare mio fratello che come me, vive due bandiere e sogna che, mai più fuga da mentre la vita cielo quando tu tornerai, da te lontane, troppo lontane da me, troppo lontane. Mi vedi e non mi guardi, se camminiamo insieme, resterei da solo, in piedi su quei massi le urla di una madre, che madre patria, che madre guerra di carne e di bandiere. Non lasciarmi solo così, portami nel sonno, madre mia, non puoi svegliare tutti e l'ora che sono troppo atteso, non ho visto noi a ogni tempo, oltre ogni ora, oltre la parola.
Grazie. Grazie, grazie Daniele. Chiamiamo sul palco lo scrittore Ciro Auriemma. Sistema del microfono troppo basso. Sono un scrittore di peso e non di altezza, non di statura. Io ci compenso. Cosa? Sì, grazie. Vi chiedo scusa se farò qualche concessione alla fantasia e qualcun altro alla verità, perché è un testo che ho scritto oggi, praticamente finito di scrivere questo pomeriggio, per cui spero che vada bene. Il titolo è Sciogozza. Attraverso i pochi centimetri della ribalta si affaccia appena un telefono tutto per lei, quasi un sortilegio, le pare, abituata come a dividere il niente e farselo bastare. Nel fondo del pozzo, il provvisorio ha tutto il tempo che vuole per farsi definitivo. Le uniche cose che restano del prima sono un paio di slip, un reggiseno, un paio di calzini, ormeggi che risparmiano alla memoria la deriva o il naufragio. Il resto, i vestiti, le scarpe troppo larghe e le accuse troppo strette, sono cose che non le appartengono, fanno parte del pozzo. Al suo arrivo gli hanno dato niente. Ecco a te niente, fatelo bastare, deve aver detto la guardia in ungherese, e poi ha riso. Almeno secondo me l'ha fatto. Per avere 4 rotoli di carta igienica, un pacco di cotone per il ciclo, cose da dove, a chi importa. Una saponetta, un tubo di dentifricio, 100 millilitri di bagno schiuma, ha dovuto aspettare 5 settimane e farselo bastare per altre 5. Vacche grasse, deve aver detto la guardia in ungherese, ritento. E secondo me era lo stesso della volta prima, che mica ce n'è così tanti in giro di figliuolisti. E non chiedetevi come abbia fatto per più di 30 giorni senza carta igienica, senza assorbenti, dentifricio, bagno schiuma, senza un cambio di vestiti, di scarpe, senza soldi, con le stesse mutande, le stesse calze, le stesse scarpe. Non chiedetevelo, perché non lo so. Senza parlare col papà, col suo avvocato, con gli amici, i compagni. Il silenzio è l'unica voce del pozzo che capisce. Ha chiesto un dizionario, ma gliel'hanno negato. Potrebbe essere pericoloso, penseranno, potrebbe armarsi di parole. 23 ore al giorno misura il tempo aspettando i fili d'aria per contarli. E sempre bastano le dita di una mano. Nell'ora che rimane Ilaria, qualche volta fa la doccia e si asciuga con gli stessi vestiti che poi indossa, e forse così risparmia tempo e tiene puliti anche i panni luridi che le hanno dato il primo giorno che è arrivata. Qualche altra volta invece scende le scale in fila fino a un pezzo di cortile troppo piccolo per starci tutti, da cui il cielo grigio di pioggia appare tagliato a quadri. E forse, almeno così mi viene da pensare, a guardare quei riquadri di un grigio pioggia tutti uguali, pensa a uno specchio senza mercurio, che se i gigli nascessero al rovescio, se le radici guardassero le stelle e il morto non chiudesse gli occhi, saremmo come i cigli. Insomma, pensa a Garcia Lorca, assassinato dai fascisti nel 1936 mentre declamava a pugno chiuso una sua poesia. Ha imparato presto e senza dizionario che fuori vuol dire muro e scegli vuol dire niente. A dare un nome alle cose, le cose cominciano a esistere.
Lancoc, catene, Borton, prigione, Tisenot, 15, i mesi prima di uscire dal carcere, non libero, non ancora, ai domiciliari, che Shobodag, libertà, in ungherese, la lingua di Sandor Marai e di Agota Christoph, quella parola, Ilario, ancora non l'ha potuto imparare. Vorrei chiamare adesso sul palco il maestro Tonino Murru dei Mascareddas. È possibile avere una sedia? Basta Roberto. Buonasera. Buonasera. Buonasera, mi chiamo Tonino Murru. Ecco così. Buonasera, mi chiamo Tonino Murru, sarebbe Antonio Murru, però come succede ti danno questi diminutivi e mi dispiace molto, anche perché il mio nome Antonio è lo stesso di Antonio Gramsci e veramente mi rammarico di non potermi chiamare come lui, roba che peraltro noi non abbiamo studiato lui, non mi lo vedrete. Bene, a 15 anni lavoravo per la terza media, lavoravo in una fabbrica a Torino che si chiama la Farm Italia e ho lavorato per 3 anni. A 16 sono entrato nella commissione interna di questa fabbrica e ho iniziato lì a fare politica senza sapere cosa voleva dire, cosa voleva fare, però ho iniziato così. Naturalmente non vi racconterò tutta la mia vita. E niente, questa era la posizione di un quindicenni di allora. Oggi il fatto che quindicenni non ce ne manca uno qui comincia a porsi dei problemi. Da dove iniziamo? Iniziamo a metterci problemi? Ci possiamo anche salvare da queste elezioni, ma stiamo parlando sempre dei minimi storici. La gente non va a votare, la gente non ha più fiducia nella politica, che io ritengo che sia l'arte di unire. Non si fa nessuna distinzione tra la sinistra e la destra. Non ci sono più presidenti come Pertini, chiaramente come presidenti della Repubblica dicevano cos'era il fascismo e ne parlavano contro il fascismo. Tra l'altro mio padre, piccola cosettina, è stato vicepodestà a Quartucci dove io sono nato. Tutto questo per dire che bisogna interrogarsi, porsi molti problemi, perché si possono. Già le elezioni sarde hanno vinto per fortuna. Ha vinto per fortuna la sinistra, o per quale altro motivo ha vinto la fortuna la sinistra? D'accordo, ha vinto la fortuna la sinistra. Il problema è veramente brava questa signora. Adesso la vedremo questa signora e gli auguriamo tutta la possibilità, però non si può sbagliare. Questa maglietta che ho io è una maglietta che è stata inventata a San Luri proprio il giorno che è iniziata la battaglia contro le paleoliche.
Dice, ma sì, ma è una minchiata, non è che siete contrari all'evoluzione della storia, al fatto che transizione ecologica, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, il problema è che la stessa stronzata l'hanno fatta 70 anni fa, quando Teulada è stata data agli americani. Cioè, noi abbiamo 70 anni, abbiamo dato Teulada agli americani. Cosa ha fatto di male la Sardegna per meritarsi una gestione politica così disgraziata, così disastrata? Quindi, ripeto, sono molto preoccupato di questa situazione, perché oggi è molto più facile che gente che si ribella venga presa a pugni, venga presa a schiaffi, venga incarcerata, eccetera, 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 perché non c'è nessuno che si incazza. Prima si sarebbe andato e si sarebbe fatto casino, adesso casino è una parola che Dio ce ne schiama. Per favore, non alzare la voce. Questo è, ci troviamo in questa condizione. Di chi è la colpa? La mia no, perché sono senza parole felici di non averlo. Assolutamente vi garantisco che la coerenza che è fondamentale, che ispira, mi ha fatto sì che io assieme ad altri inventarsi la compagnia, abbiamo vissuto del nostro lavoro, naturalmente con sacrifici enormi che continuamente continuiamo a fare, non ti caga nessuno. Quindi se non ti inquieti non ce la fai a cambiare, bisogna far sì che passi questa cosa nel sistema educativo. Il problema è che di educare a uno non ne fotte niente, perché è molto preso a farsi interessi propri. Faccio burattino. No, io capisco. Se devo dire qualche cosa che provochi, e che inquieti e che faccia, perché se no non ce la fai. Questo è, io ho fatto un lavoro artistico per 44 anni, ho fatto un lavoro all'inizio, poi dopo se ti dai da fare forse riesci anche a farlo artistico. Artistico vuol dire che non hai bisogno di scrivere le cose, le comunichi ed sono forti comunque, non hai bisogno di dire sono contro il potere, si capisce da quello che dici. Pensate che uno spettacolo per bambini che avevamo fatto era stato riconosciuto teologicamente scorretto da un prete di sinistra. Perché? Perché il diavolo aiutava, era un po' più Giulietta Romeo, e il diavolo aiutava perché sennò sarebbero spariti tutti e niente, e basta. Ma perché è venuto questo roba qui? Bene, sono così perché sono seduto perché soffro di vertigini e così almeno se per caso mi viene l'attacco sono seduto. Mi è venuto quando ho fatto due interventi al secondo intervento della campagna elettorale di Solo e niente, da allora quando mi chiamano a fare queste cose che ringrazio, mi fa molto piacere, mi siedo. Mamma mia, sì, è completamente andato. Senti, e cosa vuoi? Un po' lo sa che lui, sì, ormai ha fatto 70 anni. Sì, ho capito che poi sia anche lui. Il capito. Ma no, la verità è che non ne può più. È vero, questo è vero. Bene, adesso non prendiamo dei quanti di gatti e che facciamo? Cantiamo, bravo. Non cantiamolo subito, però, ne cantiamo un'altra. Quella che è ancora in auge. Sì, bene, come la prendiamo? Do minore. Ah, bene, va bene, vai in do minore. Iniziamo. Italia bella, mostrati gentile, e i figli tuoi non li abbandonare. Bom, 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 bom. La fa. Luigi. Se non li vanno tutti di Brasile, non si ricorda più di ritornare. Bom, bom. È difficile. Va bene, andiamo avanti. La seconda strofa. Il 1800
l'Ottocento qui ci lascia, il 1900 si avvicina, la fame ci ha dipinto nella faccia e non si trova più la medicina. Ogni dove si... assieme con loro è impossibile. Assieme noi due, meno che mai. Hanno riso. Il momento è storia difficile. Va bene, andiamo avanti, vai. Ogni dove si sente dire va, là dove la raccolta del caffè. Ogni dove si sente dire va, là dove la raccolta del caffè. Bene. Grazie mille. Lui si chiama Cambino Di Piove. E lui si chiama Giorgio Camboni. Grazie mille. Grazie mille. Bravo. Allora, grazie al maestro Tonino Murru della compagnia dei Mascareddas, che è una realtà culturale preziosa per il nostro territorio, che ha contribuito alla diffusione e alla conoscenza del teatro di figure in Sardegna. Mi ero preparato questa presentazione, ma me la sono dimenticata dall'emozione, quindi scusatemi. Chiedo scusa anche al maestro Tonino Murru per questa piccola dimenticanza. Vorrei chiamare Francesca Ghirra, deputata della Repubblica, dei Progressisti e dell'Alleanza dei Verdi e della Sinistra. Poi mi ricordava il mio amico Cristian Locci che ieri era il compleanno di Michela Murgia. Mi piacerebbe dedicargli un applauso, perché mi pare che le idee di Michela Murgia siano compatibili con il patrimonio politico, con il patrimonio culturale del nostro movimento dei diritti che si affaccia a queste elezioni europee. Francesca Ghirra. Grazie Roberto, buonasera a tutti e a tutti. Io sono particolarmente emozionata oggi, voglio ringraziare non solo il comitato per Ilaria Salis, ma tutte le artiste e gli artisti che hanno deciso di aderire a questa importante serata, e grazie Roberto anche per questo ricordo di Michela, che sono sicura che sarebbe stata vicina a noi in questa battaglia di civiltà. Ci troviamo in un momento davvero complicato della nostra storia, perché sappiamo bene che l'8 e il 9 giugno dovremo scegliere in quale Europa stare. Abbiamo un governo nazionale che guarda alle destre più reazionarie con estrema simpatia, che cerca di mettere in atto anche nel nostro paese una serie di riforme antidemocratiche per rafforzare sempre più il proprio potere, disconoscendo quelli che sono i fondamenti della nostra Costituzione, che si basa appunto sui principi della resistenza, dell'antifascismo, della democrazia e della libertà e della pace, direi. Quella pace su cui si è fondata per tanto tempo anche la nostra Europa e che invece oggi vediamo minata dai tanti conflitti che sono alle nostre porte. Io credo che il programma politico che l'Alleanza Verdi e Sinistra sta portando avanti con l'obiettivo di portare dei parlamentari in Europa sia una battaglia di profonda ed estrema giustizia. I valori che noi stiamo portando avanti all'interno del Parlamento italiano sono quelli che vogliamo portare al di fuori dell'Italia, dentro il Parlamento europeo, per rivendicare quei diritti che riguardano
le fasce più deboli della nostra società, e quindi la giustizia sociale affiancata alla giustizia ambientale. Tonino prima diceva dell'invasione in Sardegna delle paleoliche. Noi dobbiamo trovare un modo per conciliare la transizione energetica con la tutela del nostro territorio, sicuramente non abbandonare le battaglie anche appunto contro le servitù militari, ad esempio contro tutte quelle presenze che hanno colonizzato la nostra terra senza dare niente in cambio. E quindi sappiamo però che la giustizia ambientale è rivolta soprattutto a quelle fasce deboli della nostra popolazione che quando fa freddo non hanno di che riscaldarsi, quando fa caldo non sanno come rinfrescarsi, che non sanno come arrivare a fine mese per i costi della vita eccessivi. E quindi l'idea è anche quella di riproporre in Europa il salario minimo legale, il fatto di ridurre l'orario di lavoro a parità di salario, e queste sono tutte battaglie che Ilaria Salis, che è diventata il simbolo di questa campagna elettorale, ha sposato accettando la candidatura con l'Alleanza Verdi Sinistra. A me venivano i brividi a sentire le parole di Ciro, a ricordare, a pensare Ilaria chiusa 15 mesi nelle carceri ungheresi, portata in tribunale con le catene, ed è stata davvero una boccata di ossigeno per tutte e tutti noi, oltre che per lei, aver ottenuto gli arresti domiciliari. Ma la battaglia non è finita, perché sappiamo bene che dopo questi mesi in condizioni inumane lei rischia di passare altri 24 anni nelle carceri ungheresi senza che sia stata posta nei suoi confronti nessuna accusa, senza che neanche durante il processo nessuno l'abbia riconosciuta come artefice di un reato che nessuno sa e può dimostrare se sia stato commesso, e soprattutto che se fosse accaduto in Italia probabilmente non avrebbe neanche dato luogo a un processo. Io penso che il papà Roberto stia portando avanti una battaglia estremamente coraggiosa e che rappresenta una battaglia per i diritti di tutte e tutti noi, che noi dobbiamo sostenere votando per Ilaria, consentendole di diventare eurodeputata, consentendole di ottenere finalmente quella libertà che le è dovuta dopo questi mesi di angherie in Ungheria, che davvero sono disumane. Noi non vogliamo questa Europa. Io credo che in questi mesi l'Europa abbia abdicato a un ruolo fondamentale, ed è quello di far rispettare i paesi che hanno aderito ai trattati dell'Unione i principi fondamentali a base delle democrazie, come ad esempio il rispetto della persona. Vederla davvero in queste condizioni trascinata in tribunale con le catene è una ferita enorme per lei, per ognuno di noi e per tutte le nostre democrazie, una cosa che noi non possiamo accettare. E credo davvero che con una forte reazione da parte nostra anche rispetto ai temi fondamentali, quale quello della pace su cui noi ci battiamo quotidianamente, si debba finalmente giungere a un cessate il fuoco a Gaza. Finalmente Netanyahu sembra che abbia accettato di sottoscrivere gli accordi, ma ci vuole una mobilitazione forte perché i nostri paesi portino avanti politiche diverse da quelle che anche l'Italia purtroppo sta portando avanti, e perché l'Europa torni ad essere un luogo dove si viva in pace, ci sia una solidarietà e coesione tra i popoli, dove non si guardino le persone che scappano dalla fame e dalla guerra come degli invasori, ma come abbiamo fatto noi nei momenti di difficoltà, semplicemente delle persone che cercano delle condizioni di vita migliori, e che noi credo che potremmo dargli se i nostri governi gestissero anche le politiche migratorie in maniera differente. Sono sicura che con il supporto di tutte e tutti noi potremo fare questo risultato e garantire per tutte e tutti noi un'Europa migliore, e per Ilaria finalmente la libertà e la possibilità di rappresentarci in Europa. Ricordiamoci che a questo giro si vota di sabato pomeriggio e tutta la giornata di domenica. È davvero importante sino all'ultimo minuto convincere quante più persone possibile ad andare a votare per davvero garantirci un futuro migliore. Quindi buon voto a tutti e davvero grazie.
candidato sardo per le elezioni di Ilaria Salis, come ho spiegato nella mia introduzione, è composto da organizzazioni politiche e anche da organizzazioni sindacali. Una di queste è la Confederazione Sindacale Sarda. Vorrei chiamare sul palco il suo segretario nazionale, Giacomo Meloni. Grazie Roberto per questa opportunità. Quando compagni di scuola di Roberto Salis, il padre di Ilaria, ci ha coinvolto per la prima volta, abbiamo aderito con entusiasmo e la sua venuta a Cagliari è stato un avvenimento perché si è riempita la piazza Garibaldi. E lì è nato, diciamo, quasi spontaneamente una fratellanza. Io non ho sorelle e mi è sembrata una sorella Ilaria, che in quel momento aveva bisogno del nostro sostegno, del sostegno di tutti, perché l'abbiamo vista incatenata e quindi ha fatto impressione perché è stata trascinata come fosse un animale all'interno del tribunale. E quelle immagini hanno veramente impressionato gran parte dell'opinione pubblica. Adesso molti dicono, ma questa candidatura di Ilaria, diciamo, è strumentale per farlo uscire dal carcere. Intanto proprio la pressione nazionale e internazionale ha fatto sì che Ilaria adesso è, diciamo, agli arresti domiciliari, però non è sufficiente. Ilaria deve assolutamente ritornare in Italia e questa opportunità non è un qualcosa che gli si dà addosso, quasi che lei l'abbia richiesta per essere liberata. È stata una volontà popolare, chiamiamola tra virgolette. E quindi è importante. Noi abbiamo aderito al comitato e portiamo avanti la sua candidatura e vogliamo che raggiunga l'obiettivo. Io ne approfitto per dire come la politica può cambiare. Un piccolo episodio che è successo a Cagliari. Ogni anno c'è la festa degli universitari ateneica che si svolge nella zona di Smerionisi, vicino al CUS, e di fronte c'è un'area che è demaniale. L'anno scorso i gruppi di ambulanti si sono messi lì, hanno fatto i panini e i giovani erano contenti di poter avere questo servizio. Arrivarono i vigili e li hanno multati di 5.000 euro. Non è valsa nessuna protesta, assolutamente, neppure davanti al prefetto. Quest'anno hanno fatto tutti diciamo, i passaggi burocratici, domande, eccetera. La regione si è puntata, l'assessorato agli enti locali, che è responsabile del patrimonio e quindi, diciamo, è il padrone dell'area, ha negato dicendo che era un'area non idonea perché era piena di sterpaglie e non era, diciamo, una zona idonea. Hanno convinto il prefetto, anche il prefetto ha riunito la commissione e ha negato. Dov'è il punto? Io ho scritto all'assessore, ho detto guarda che la risposta non deve essere tecnica, la risposta deve essere politica. Tu, assessore, devi andare a parlare, devi ascoltare qual è la voce di questi lavoratori e devi dire se le condizioni, diciamo, di quel terreno sono tali da impedire un esercizio. Alla fine i lavoratori hanno vinto e l'assessore domani ritorna col prefetto a fare la riunione e dare il via libera. Questa è la politica.
Noi ci aspettiamo non risposte tecniche. Chi è arrivato al potere ed è stato, diciamo, duro poter cambiare, diciamo, la fisionomia della nostra politica regionale, deve capire questo, deve parlare con la gente. Noi non aspettiamo risposte tecniche e basta. Vogliamo che la politica parli di nuovo al suo popolo e venga incontro e risolva i problemi della gente, perché così si ritorna, come dire, a superare quella che è stata una divisione tra popolazione e politica. Quindi io concludo augurando che l'area raggiunga il suo obiettivo, ma l'area è il simbolo per noi di riscossa, perché diamo una risposta vera a quello che è l'atmosfera pesante e greve di nuovo fascismo. Guardate. Molti dicono ma sta cambiando, non sta cambiando affatto, sta cambiando nel senso peggiore, perché quando si imbavaglia la stampa, quello è il segnale, almeno i padri ce l'hanno insegnato, quello è il segnale. E io non mi stanco di dire che oggi i partigiani, sapete chi sono? Sono quei coraggiosi giornalisti e nella comunicazione che resistono e che nonostante il bavaglio continuano a parlare, e sono tutti quei lavoratori che nonostante le difficoltà continuano a dire libertà, lavoro, giustizia. Grazie. Come sapete, insieme alle elezioni europee ci sono anche le elezioni comunali del Comune di Cagliari e anche di altri comuni della Sardegna. Molto spesso mi è capitato e continuo ancora a chiedere ai candidati delle coalizioni progressiste, delle coalizioni del campo largo, ma voi alle europee che cosa votate? Perché non votate anche voi Ilaria Salis? Perché personalmente, se io dovessi dare il mio sostegno a un candidato del mio comune di appartenenza, lo darei a una persona che dà il suo voto e sostiene Ilaria Salis alle elezioni europee. Mi sembra un ragionamento politico assolutamente condivisibile. Per questo ho invitato partiti, movimenti che hanno in questi mesi sostenuto Ilaria Salis, anche se non fanno parte della coalizione dell'Alleanza dei Verdi e della Sinistra, come Potere al Popolo, per esempio. Per questo vorrei dare la parola a uno dei candidati, perché è presente qui stasera, candidato al comune di Cagliari nella lista dell'Alleanza dei Verdi e della Sinistra, Enrico Piano. Lui sostiene Ilaria Salis. No, scusate, anche Ciro Auriem è candidato nella lista dei progressisti, quindi un applauso anche a Ciro Auriem. E se ci saranno altri candidati che sostengono Ilaria Salis, ben vengano. Sì, grazie Roberto. Infatti sono diversi i candidati. Beh, fa piacere vedere che c'è tanta partecipazione. Sì, io sono candidato mi è stato chiesto da Alleanza Verdi e Sinistra di candidarmi alle elezioni comunali a Cagliari. Io vengo dal mondo delle professioni, sono un ingegnere, quindi sono anche abbastanza, nel mio modo sono anche abbastanza lontano da certe forme di politica, perché già lo sapevo, ma una cosa che ho constatato è che nell'ambito delle professioni tendenzialmente nessuno si schiera per paura di prendere una posizione, quindi essere marchiato e
magari perdere delle opportunità, e questa è una cosa che a me onestamente sconcerta non poco, perché in situazioni come questa che stiamo vivendo, il periodo che stiamo vivendo, è un periodo in cui invece io ritengo che schierarsi sia fondamentale. Adesso in questa lotta per Ilaria Salis, perché Ilaria Salis, come è stato detto, rappresenta un simbolo. Io credo e penso che non sia ammissibile che in un paese dell'Unione Europea una persona in attesa di giudizio rimanga 15 mesi in carcere per un reato, tra l'altro, che se fossimo in Italia o in Francia o in Germania probabilmente non sarebbe neanche stato giudicato. Quindi è proprio una lotta di principio, e quando io dico che trovo sconvolgente che non ci si schieri, a me vengono in mente le parole di Calamandrei, dei nostri padri fondatori. Ricordiamoci che l'Italia è una repubblica che si basa sulla Costituzione, e la Costituzione nasce dalla lotta partigiana. E essere partigiani vuol dire parteggiare per una parte, che in quel caso è stata la parte giusta. Perché se noi oggi siamo qui è perché c'è stato quel sacrificio. E in questo senso ricordo anche le parole di Sandro Pertini, che diceva: io mi batterò perché qualunque mio avversario politico possa esprimere liberamente le proprie parole e le proprie idee, ma non permetterò mai che un fascista possa esprimere le proprie idee. Noi oggi in Europa stiamo vivendo un momento dove i fascismi stanno riprendendo potere, e purtroppo, permettetemi una battuta, oggi in Italia si parla di premierato, perché ventennio era brutto. Grazie. Vorrei dare la parola a Maria Francesca Chiappe, candidata nella lista dei progressisti per Massimo Azzedda. Buonasera a tutti e a tutte, io sono una giornalista che ha deciso di fare il salto per le amministrative, nella convinzione che il mio lavoro sia anche un lavoro politico, nel senso alto del termine. Tant'è vero che molto prima di decidere, che è stata una decisione molto ponderata, non è che mi hanno chiesto di candidarmi e mi sono candidata, perché tengo molto al mio lavoro, mi piace il mio lavoro, lo faccio da più di 40 anni. E prima di decidere io ho intervistato il padre di Ilaria Salis, l'ho intervistato alla radio, l'ho intervistato sul giornale, e quando qualcuno già vociferava di una possibile candidatura, anzi si chiedeva candidiamola così la tiriamo fuori dal carcere, io ho fatto anche un editoriale nel mio giornale per invitare a fare questa cosa. Io Ilaria Salis l'avrei candidata in tutte le circoscrizioni, con tutti i partiti del centro-sinistra, ma non perché è Ilaria Salis, ma per noi, perché noi dobbiamo difendere un diritto. Noi viviamo in Europa, l'Europa che dobbiamo difendere è quella che per 70 anni ci ha garantito la pace. Fino a 3 anni fa io credo che nessuno di noi avrebbe immaginato che ci saremmo trovati con la guerra alle soglie dell'Europa, anche se quello che stava succedendo in Russia e nei dintorni era sotto gli occhi di tutti da tempo, e forse non siamo stati in grado, come opinione pubblica, di leggerlo bene. Però non è possibile che una cittadina italiana, una cittadina europea,
possa essere detenuta per un reato, non è tanto poi il problema di come viene punito quel reato in Italia e come viene punito in Ungheria, perché sono del parere che nel paese dove vai rispetti le sue leggi, non è tanto quello il punto. Il punto è che qui non c'è un'accusa basata su che cosa, l'abbiamo visto tutti quei video, cosa sono delle prove quelle, e poi comunque in attesa di giudizio, 15 mesi, con le condizioni che ci ha ricordato benissimo prima Ciro Oliemma, quelle sono completamente disumane. In Europa non può accadere. Io sostengo Ilaria Salis, perché questo è un diritto di Ilaria Salis e di tutte noi e di tutti noi. È il solo modo che abbiamo, l'urna, soltanto quello, non abbiamo altri. Grazie. Bene, mi pare che non ci siano altri interventi all'interno del dibattito organizzato dal Comitato con gli interventi della nostra scaletta dedicata alle artiste e agli artisti della Sardegna. Vorrei dare adesso la parola a Giancarlo Biffi. Giancarlo, hai bisogno del regia? Sì. È pronto per salvare. Già un'altra volta mi sono trovato in una situazione simile. A quel tempo ero figlio. Il compagno da liberare avrebbe potuto essere mio padre. Ora sono padre e la compagna da liberare potrebbe essere benissimo mia figlia. Tenetevi forte. Maggio 1972. Io e il mio amico Patatina stiamo terminando il primo anno delle scuole superiori a Milano, ma più che a studiare siamo impegnati nella campagna elettorale. Così ogni sera, mollati i libri, saltiamo sul mio Vespino e armati di secchio, colla e scopa col manico tagliata, l'altra metà l'abbiamo infilata sotto la sedia, non si sa mai, partiamo per il tour. Giriamo ad attaccare i manifesti a sostegno del nostro candidato, Pietro Valpreda, ingiustamente accusato di essere l'esecutore della strage di Piazza Fontana, ma se viene eletto saranno costretti a rimetterlo in libertà, mentre attacchiamo i nostri non perdiamo l'occasione di strappare quelli del Movimento Sociale Italiano. Sai com'è, no? Ci scappa, è più forte di noi. Arriva il 7 maggio, giorno di elezioni, speriamo di farcela. Io e Patatina andiamo di mattina presto al seggio a compiere il nostro dovere, no, non a votare, abbiamo solo 15 anni e allora per votare ne occorrevano 21. Siamo lì a controllare che non ci siano brogli, seppur siamo giovani, li conosciamo bene in questi anni. Perciò, ma ci sarà un altro ragazzo che quel giorno non si recherà al seggio, e non solo perché non ha ancora l'età per votare o perché è un anarchico. Quel 7 maggio alle ore 9:45, nel pronto soccorso del carcere di Pisa, muore un ragazzo. Il suo nome è Franco Serantini. Franco Serantini nasce a Cagliari il 16 luglio del 1951. Appena nato viene abbandonato dai genitori all'ospedale. Resterà nel plefotrofio fino all'età di 2 anni. In seguito è adottato da una famiglia senza figli, però quando si è sfigati, quando si nasce senza la stellina in fronte, poco dopo la nuova madre muore. E Franco va a vivere con i nonni adottivi. A 9 anni è di nuovo rinchiuso nell'orfanatrofio, dove rimane fino al 1968. 17enne viene prima trasferito all'Istituto per l'Osservazione dei Minori, poi, senza alcuna ragione, al riformatorio di Pisa. In regime di semilibertà, deve mangiare e dormire nel minorile. A Pisa Franco incomincia a frequentare gli ambienti della sinistra pisana,
primi giovani socialisti, comunisti, poi lotta continua e all'inizio del 1971 approda il gruppo anarchico Giuseppe Pinelli. Il 5 maggio del 1972 a Pisa, lotta continua indice una manifestazione per protestare contro il comizio del missino fascista Beppe Nicolai. Franco Serratini vi partecipa. Il corteo viene duramente caricato dalla polizia. L'ultima persona che vede Franco Serratini è Valeria. Lo incontra sul ponte di mezzo, appena lasciato il bar Crow. Valeria ha paura, è spaventata, corre in piedi verso una casa di amici che abitano poco lontano. È una bella ragazza, dalla faccia limpida, alta, sovrasta Franco di mezza testa. Dai, vieni via, vieni con me, gli dice. Io resto tanto, non mi beccano, risponde lui sorridendo. E si incammina solitario di là del ponte, in Lungarno Gambacorte. Proprio lì, gruppi di giovani hanno eretto una barricata, lanciano pietre, bottiglie e molotov, la polizia carica, gli agenti sparano centinaia di candelotti in ogni direzione, una gran nuvola di fumo, di fuoco, di gas lacrimogeni gonfia il Lungarno. Poi, dal ponte di mezzo, poco prima delle 8 di sera, sopraggiunge una colonna formata da una quindicina fra jeep e gipponi, concorrendo una sessantina di uomini della Celere di Roma. La jeep di testa batte la prima barricata, costruita con macchine bocciate da belloni pubblicitari. A Franco sarebbe bastato allungare il passo e girando l'angolo di via Mazzini si sarebbe trovato nella caspa della Nuzzatina, dove difficilmente la polizia si avventura e dove si sarebbe salvato. Franco lo sa, ma rimane lì, immobile, solo, senza più gli occhiali. Aspetta. Gli sono addosso una decina di poliziotti, giù mazzate, pugni, calci, lo picchiano con una furia assurda, selvaggia. Franco cade a terra, fanno cerchio sopra di lui, lo colpiscono con il calcio dei fucili, ma ecco che arriva un altro gruppo di celerini, saltano giù dalla camionetta e intervengono. Basta, fermi, l'ammazzate così. Fra i due gruppi si accende un parapiglia, un commissario urlando si fa largo a forza nel mezzo e con un altro poliziotto prende Franco per le spalle, lo tira in piedi, poi lo trascina alla camionetta e lo carica a bordo. Con l'arresto, il commissario Giuseppe Pinonomonte riesce a sottrarre il giovane al pestaggio. Franco è accusato di aver lanciato insulti alle forze dell'ordine. Durante gli interrogatori Franco mostra evidenti segni di confusione mentale e di malessere, dice al magistrato di non sentirsi bene, la testa gli scoppia, soffre, ma nessuno si preoccupa. La mattina del 7 maggio le sue condizioni si aggravano, viene portato al pronto soccorso, troppo tardi. Alle 9:45 Franco Serratini, sardo, anarchico, figlio di nessuno, muore. L'autopsia evidenzia un grave trauma cranico e numerose lesioni interne dovute ai colpi inferti durante il pestaggio sul Lungarno. Dopo qualche giorno, il commissario Giuseppe Pinonomonte si dimette dalla Polizia di Stato italiana. Il giorno del funerale di Franco, in migliaia attraversano la città di Pisa. Dopo aver percorso un bel pezzo di strada, giungono all'obitorio davanti all'orto botanico. Sotto una bandiera anarchica rossa e nera vi è la bara. Le ragazze la portano sulle spalle, sembra che la carezzino con la guancia. La bara galleggia in mezzo a migliaia di bandiere rosse e nere con la cerchiata rossa. Una bella ragazza, alta, dalla faccia limpida, solitaria, cammina assorta proprio davanti al feretro. Tiene tra le mani un mazzo di gladioli rossi e piange grosse lacrime. E lei, Valeria. I netturbini, che conoscevano bene Franco, reggono la loro corona. Un'altra corona la portano i ragazzi del riformatorio. La corona della giunta comunale è di calde bianche, tenuta alta dai vigili urbani, i detenuti. Dalla Don Bosco hanno inviato delle margherite, dalla massa di teste spuntano cuscini di viole, di rose, di garofani. Tra tutti quei fiori non c'è neppure un rametto di ginestra del comune di Cagliari. Non si fa così. All'obitorio Franco rimane per molte ore nudo. Il suo vestito è stato requisito per la perizia e lui non ne possiede un altro. Poi arriva Robin con una giacca, un paio di pantaloni, una camicia, la cravatta e l'abito da sposo di suo padre. Sul petto
gli appoggia un garofano rosso. Il corteo funebre si muove, avanza, il passaggio di velo, lo sfasciacarrozze, il cimitero. Arrivati al Camposanto il corteo si ferma e si dispone tutto intorno al feretro. Tra la folla si fa largo un vecchio anarchico, un ferroviere in pensione. Nel 21 è stato un ardito del popolo, si chiama Caffiero Ciuti. Il vecchio esita, poi si rivolge a Franco come se Franco fosse lì con loro. Franco, siamo qui. Franco, siamo tutti qui. Che siamo sempre stati vicini. La tua lotta, Franco, che è stata la nostra lotta. Poi intona l'Internazionale e tutti levano il pugno al cielo. 7 maggio, giorno di elezioni. Pietro Valpreda resta in carcere. Per il Parlamento niente da fare. Io e Patatina ce l'abbiamo messa tutta per farlo eleggere. Ne abbiamo attaccato i manifesti, ma niente. Nel nostro paesello ha raccolto 24 voti. Se avessimo potuto votare anche noi, io, Patatina, il Motta, Fausto, Buccio, Nica, allora sì. Ma noi non avevamo ancora 21 anni. Ma ora sì. Oggi posso votare. E voterò bene. Perché mi hanno insegnato che l'antifascismo non è un crimine. L'antifascismo non è un crimine. L'antifascismo non è un crimine. Allora, grazie a Giancarlo Biffi che tra l'altro ha citato la campagna di Pietro Valpreda. Questo mi fa venire in mente alcune campagne che molti di voi ricorderanno. Io personalmente non ero nemmeno nato, però molte persone che come me hanno aderito all'appello del sostegno alla candidatura di Ilaria Salis ricorderanno certamente uno storico conflitto sociale in atto tra la fine del 1920 e la metà del 1921 che portò in carcere molti esponenti del movimento operaio, sindacalisti, antifascisti, come Giuseppe Di Vittorio. Allora detenuto nel carcere di Lucera. Il Partito Socialista Italiano candidò Di Vittorio quando ancora era imprigionato come Ilaria Salis e Giuseppe Di Vittorio venne eletto deputato alla Camera nel 1921. Per questo lo facciamo, perché è una tradizione politica della sinistra, della nostra sinistra, della sinistra garantista. Dovremmo nuovamente riutilizzare questo termine e lasciare da parte gli istinti e gli impulsi giustizialisti e manettari di cui purtroppo siamo ancora impregnati. La nostra sinistra garantista, la nostra sinistra antifascista e libertaria, che è stata usata anche nell'Italia repubblicana con le elezioni di Toni Negri, con l'elezione di Enzo Tortora e poi nella candidatura che è stata ricordata di Valpreda nella lista del manifesto, che certamente non potevo non citare. A questo punto vorrei dare la parola a Pierpaolo Piludu della compagnia Cadadia Teatro di Cagliari. Buonasera. 4 poesie, forse alcune le conoscete già. Una di Mariana Blanco, Ricordando Guillem, tesi per spiegare la morte di un bambino. Questo bambino
è morto per disidratazione, o se preferisci per denutrizione. Ma è morto anche di qualcos'altro che non trova posto in un certificato di morte, in una storia, in un lamento. È morto per aver attraversato scalzo e solo il lungo dolore. È morto per aver sofferto secoli di fame e freddo. È morto per non aver avuto sogni dipinti con matite colorate. È morto per non aver conosciuto il sorriso, le brevi domeniche e ciò che si nasconde sotto il tendone del circo. Ed è morto anche di scambio ineguale, di imperialismo, di blocco economico, di dollari che finanziano la morte, di congressisti compiacenti che approvano preventivi di orrore. È morto per tutto questo che ti sembrerà retorica, ma come vedi, uccide. Questo bambino è morto anche a causa mia e tua, che imbrigliamo i nostri piedi in scartoffie e discorsi quando bisognava correre e pugnalare la sua morte. Ora che ci è scappato dalle mani come un piccolo insetto meraviglioso che sfugge irrimediabilmente, aiutami a ripensare il mondo. Perché la morte di un solo bambino è una condizione terribilmente sufficiente e urgentemente necessaria per ripensare il mondo. Bisogna allora stringere viti e togliere molle e buttare all'aria strutture e indicare colpevoli con nome, cognome e conto bancario. Aiutami, perché ho paura di odiare, ma non riesco ad amare. Se muore un bambino. Questa di Mariana Blanco, una poetessa venezuelana, questo invece è Jack Hirschman, che è stato diverse volte anche qui da noi a Cagliari, in Sardegna. Interludio umano. Lei stava appoggiata al muro vicino all'Hotel Tevere con in mano un bicchiere di plastica quando iniziò a piovere. Ho cercato una moneta, le sono andato vicino e l'ho fatta cadere nel bicchiere. Cadde sul fondo di un'aranciata. Sono arrossito, ho guardato i suoi occhi devastati e la pelle e i capelli diventati prematuramente grigi e ho detto che mi dispiaceva, che avevo pensato avesse bisogno di soldi. Ne ho bisogno, rispose e sorrise. Stavo solo bevendo qualcosa e restammo così, a ridere insieme, mentre guardavamo le gocce di pioggia cadere sul lago d'arancia, sopra la moneta che affondava. Sempre Jack Hirschman, canzone. Solleva il suo corpo, su cui è stato sputato e che è stato deriso in tutti questi mesi. Non hai mai sollevato una donna caduta per strada? Un uomo disteso sul marciapiede, un bambino attaccato da una banda di ragazzi, braccia sull'asfalto per proteggersi la testa dai calci? Lo stesso per la canzone. Sollevala, portala in alto, fai che i suoi tagli e le sue ferite prendano aria. Non è morta, non morirà mai, battuta, incatenata, diffamata. Guarda, cerca la tua voce. Sollevala, fa che si erga forte e sana. L'internazionale sarà la razza umana. E questa è l'ultima di Nancy Minckman, che ha trascorso molti anni della sua vita in carcere perché è antifascista, antinazista, antifranchista. E anche questa è scritta nel carcere di Bursa, se non ricordo male. Alla vita. La vita non è uno scherzo, prendila sul serio, come fa lo scoiattolo ad esempio, senza aspettarti nulla dal di fuori o nell'aldilà. Non avrai altro da fare che vivere. La vita non è uno scherzo, prendila sul serio, ma sul serio a tal punto che messo contro un muro, ad esempio,
le mani legate, o dentro un laboratorio, col camice bianco, grandi occhiali, tu muoia affinché vivano gli uomini di cui non conoscerai la faccia, e morrai sapendo che niente è più bello, più vero della vita. Prendila sul serio, ma sul serio a tal punto che a 70 anni, ad esempio, pianterai degli ulivi, non perché restino i tuoi figli, ma perché non crederai alla morte, pur temerla, e la vita sulla bilancia peserà di più. Ilaria Vita. Vorrei chiamare ora lo scrittore Andrea Melis e l'attore Andrea Melis. Prova. Ciao a tutti, buonasera. È successo proprio così, che domenica Andrea Melis ha chiamato me, lunedì ho chiamato lui, e in 3 Andrea Melis cercheremo di farne uno stasera. Alla peggio abbiamo le team dei primari. Credo che 3 Andrea Melis sul palco. Stiamo colonizzando i palchi della Sardegna. Esatto, fra l'altro lui è attore, io sono poeta, Pierpaolo ha letto delle poesie, io invece oggi da poeta mi cimenterò nel ruolo quasi di attore. È una storia vera, molto controversa, questa che vi vogliamo raccontare. Nel febbraio e nel marzo dell'anno 1964, un poeta e traduttore russo 24enne è stato chiamato davanti a un tribunale di Leningrado. Iosif Brodsky era accusato di essere un parassita, fannullone e refrattario al lavoro. Questi sono gli atti originali del suo processo. Prima giornata del processo, 18 febbraio 1964. Giudice, la signora Sapeglia. Qual è la vostra occupazione? Scrivo poesie, traduco, suppongo. Niente supposizioni. Tenetevi correttamente, non appoggiatevi alla parete. Guardate il tribunale. Rispondete alla corte come si deve. Avete un lavoro regolare? Credevo fosse quello il mio lavoro regolare. Rispondete con precisione. Scrivevo poesie, credevo che sarebbe state stampate, suppongo non che... ci interessano le vostre supposizioni. Rispondete. Dite perché non avete lavorato. Ma ho lavorato, ho scritto poesie. Questo non ci interessa. Ci interessa sapere con quale azienda avete avuto rapporti. Avevo dei contratti con una casa editrice. Allora rispondete. I vostri contratti erano sufficienti a mantenervi? Elencate con data e le somme riscosse. Ma io non posso ricordarmi questo con precisione. Tutti i miei contratti si trovano presso il mio avvocato. Io interrogo voi. A Mosca si trovano 2 libri con le mie traduzioni uscite. Da quando lavorate? Da circa... A me non interessa nessun circa. Da 5 anni. Dove avete lavorato? Ho lavorato nell'azienda per le spedizioni geologiche. Per quanto tempo avete lavorato nell'azienda? Solo un anno. Con quale incarico? Traduttore. E qual è la vostra specialità? Io traduco liriche. E chi ha riconosciuto che siete un poeta? Chi vi ha iscritto fra i poeti? Nessuno. E chi mi ha iscritto nella stirpe umana? E dove avete imparato? Che cosa? A essere poeta. Ma non se ne parla, nessuno! Nessuno. Non si può parlare. Che cosa? Io non ho creduto che per questo fosse necessaria una preparazione, insomma. E allora in quale modo? In che modo? Io penso da Dio.
Avete nulla da postulare alla Corte? Io vorrei sapere perché sono stato arrestato. Questa è una domanda, non è un ricorso. Allora no, non ho nessun ricorso da fare. La Corte si ritira per consigliarsi ed emettere poi la decisione. Si mandi per un parere psichiatrico, legale, ponendo questa domanda però. Soffre il Broski di qualche malattia psichica? E questa renderebbe impossibile mandare il Broski ai lavori forzati in una regione remota. In realtà, nella seconda udienza le cose non vanno molto meglio. Il rapporto del medico dice: risultano caratteristiche psicopatiche che però gli consentono di lavorare. Quindi si possono prendere misure di carattere amministrativo. Il giudice domanda a Broski se desidera inoltrare un ricorso al tribunale. Risulta che egli non ha ancora potuto vedere l'atto di accusa. Ma al di là delle noiose questioni legali burocratiche, una cosa da chiedere Broski ce l'ha. Avete domande da porre? Ho una preghiera, signor giudice, che mi sia data carta e penna nella mia cella. Questo dovete chiederlo al capo della milizia. Gliel'ho già chiesto, ha rifiutato, io prego voi di avere carta e penna nella mia cella. Bene, ve le farò dare. Grazie, signor giudice. Davanti al tribunale era radunata una grande folla, soprattutto di giovani. Quanta gente! Non pensavo che sarebbe venuta tanta gente. Non ogni giorno un poeta è chiamato al tribunale. Uno scrittore, bisognerebbe buttarli fuori tutti quanti, ma l'intelligenza, quando è che si mette a lavorare? Ma senti un po', non hai sentito come lavora? Sfrutta il lavoro altrui. Io? Allora mi cerco una traduzione letteraria pure io e mi ci metto anch'io a tradurre poesie. Ma sa lei che cos'è una traduzione letterale? Sa lei come il poeta lavora con una traduzione letterale? Io conosco Broski, è un bravo ragazzo, un bravo poeta. È un antisovietico. Ha sentito cosa ha detto il procuratore dello Stato? E quello che ha detto il suo avvocato l'ha sentito, il difensore parla per denaro, mentre l'accusa parla gratuitamente, quindi ha ragione l'accusa. Questi difensori vogliono soltanto guadagnare denaro, per loro è tutt'uno quel che dicono, purché abbiano denaro in tasca. Sciocchezze! Mi insultate, chiamo subito il Drushik. Avete sentito le citazioni che sono state riferite? Sono cose che ha scritto molto tempo fa. Io sono insegnante. Se non credessi nell'educazione, che razza di insegnante sarei? Di insegnanti come voi, noi non ne abbiamo bisogno. Mandiamo i nostri bambini a scuola e cosa imparano? Ma al Broski non hanno mai offerto la possibilità di giustificarsi. Ah, è sufficiente averlo sentito e l'abbiamo ascoltato anche abbastanza il vostro Broski. Questo ci dà un'idea di come sia facile dividere e mandare l'opinione pubblica in contrasto tra sostenitori e detrattori. Ma mentre a difesa di Broski si schierano intellettuali di grande fama come Anna Akhmatova, Kornei Chukovsky, Dmitry Sostakovich e Samuel Mashik, i detrattori che spirano al processo sono stati l'apoteosi del pregiudizio e del luogo comune. Smirnov, capo del collegio della difesa, testimone dell'accusa. Personalmente non conosco Broski, però voglio dire che noi, cioè se tutti i cittadini si adoperassero per la moltiplicazione dei valori materiali, come Broski, allora noi non riusciremmo a costruire il comunismo, perché l'intelligenza è un'arma pericolosa per chi la possiede. Logurov, direttore ad interim dell'Ermitage per la parte economica. Non conosco il Broski personalmente, l'ho veduto la prima volta in tribunale. Vivere come vive Broski non è più lecito. Non invidierei i genitori che avessero un figlio simile. Voglio dire che è necessario che egli lavori, rinunci a tutte le abitudini culturali. Soltanto allora le poesie che Broski mettesse insieme sarebbero vere poesie. Bisogna che Broski cominci la sua vita da capo. Benisov, collocatore di tubi della UNR20. Non conosco Broski personalmente. Lo conosco soltanto dalle pubblicazioni della stampa. Parlo come cittadino però dello Stato e come rappresentante del pubblico. Quelle pubblicazioni sui giornali mi hanno lasciato sdegnato sul lavoro di Broski. Volevo in realtà conoscere i suoi libri e sono andato in biblioteca, ma non ci sono i suoi libri in biblioteca. Domandai ai loro conoscenti se avessero visto qualcosa, qualcuno, no, non ne hanno mai visto. In vita mia ho cambiato posto di lavoro però solo 2 volte. 2 volte. E Broski, quante volte ha dichiarato di aver cambiato mestieri, troppi mestieri, non mi soddisfa.
Non si può imparare nessun mestiere in così poco tempo. Si dice che Brodsky sarebbe qualcosa tipo un poeta, ma perché non lavora? Vorrei esprimere dunque l'opinione che come lavoratore la sua attività di lavoratore non mi soddisfa. Nicoletti, pensionato. Non conosco Brodsky personalmente. Vorrei dire che da 3 anni so del suo influsso nocivo che esercita sui nostri coetanei. Sono padre e per esperienza diretta so quale difficoltà sia avere un figlio che non lavora. Rovashova, insegnante del marxismo-leninismo nella struttura di Macchina. Non conosco il Brodsky personalmente, però la sua cosiddetta attività mi è nota da molto tempo. Pushkin ha detto che il talento è soprattutto lavoro e Brodsky forse si è affaticato per rendere le sue poesie comprensibili al popolo. Mi meraviglia che i miei colleghi lo cingano di una tale aureola. Brodsky venne condannato a 5 anni di lavori forzati e spedito nel settentrione insieme a ladri e assassini in una fattoria dello Stato ad Arkeleshk, dove per 18 mesi ha compiuto finalmente un lavoro utile per il suo popolo. Trasportare le tappe. Non abbiate paura, siamo tutti comunisti. Il ragionamento inizia proprio qua. Questo è un testo delicato perché la storia di Brodsky venne fortemente strumentalizzata dagli americani in chiave anticomunista durante la guerra fredda. Nel 1976 Brodsky venne addirittura invitato a trasferirsi negli Stati Uniti, dove nell'87 gli venne dato il premio Nobel per la letteratura. Ora, personalmente, ritengo che le poesie di Brodsky non fossero neanche così speciali. E d'altronde di premi Nobel Accademia, anche quelli della pace, mi ha regalato un po' così, di controversie, diciamo. Cioè, nonostante questo testo contiene riflessioni importanti e attuali, innanzitutto Brodsky finì in carcere per un ideale, proprio come Ilaria Salis. Il comunismo ha avuto distorsioni nell'applicare i suoi principi nobili e universali, mentre il nazifascismo, ieri e oggi, non ha mai sbagliato per colpa dei singoli estremisti, anzi i peggiori sono quelli che hanno applicato meglio i suoi principi, che sono dichiaratamente di violenza, militarizzazione, autoritarismo, dittatura, liberticidi. Il contrario del nazifascismo, che ne dicano, non è il comunismo, è la libertà. Oggi né Ungheria, né Stati Uniti, né Italia possono vantare di essere democrazie più libere rispetto a quegli anni della Russia. Carcerazione di giornalisti, test psichiatrici ai giudici, separazione delle carriere e soprattutto, come qualcuno ha ricordato, premierato, ma anche arresti di studenti pro-Palestina, identificazione di chi si dice antifascista e libere celebrazioni di apologia di reato di fascismo. Tutto questo nell'Europa nel 2024. In 60 anni il nostro paese si è svuotato di diritti, diventando servo degli USA e di un'Europa serva degli USA. Mentre la Russia oggi resiste, lo possiamo dire, da sola all'imperialismo yankee, isolata, con ogni mezzo. Ricordo che mentre si svolgeva il processo a Brodsky nel 64, quell'America che lo voleva portare alla libertà aveva appena ucciso JF Kennedy. Nel 64, durante il processo a Brodsky, la commissione Warren, infiltrata dalla CIA e dal Mossad, insabbiava tutte le prove di un complotto enorme, confermato da migliaia di documenti desecretati recentemente, nel 2021. Bene, l'assassinio di Kennedy, che era contrario allo sviluppo del nucleare da parte di Israele. L'assassinio di Kennedy, che era contrario alla segregazione dei neri, alle tensioni con Cuba, all'intervento in Vietnam, fu orchestrato da apparati deviati che nemmeno lui riusciva a controllare. Lo ha ammesso pubblicamente in una delle sue ultime interviste. Quindi non fu certo il proiettile magico sparato dal lupo solitario Oswald a uccidere JFK. Questo è documentato fra l'altro nel recente e ultimo film di Oliver Stone,
JFK Revisited del 2021. Allora, concludiamo con questa riflessione. L'omicidio di Kennedy è stata la più grande menzogna nella storia americana prima dell'11 settembre. Ci sono 2 eventi mondiali che hanno cambiato questo pianeta e sono stati entrambi trasmessi in diretta. Tutti lo ricordano. La generazione che ci ha preceduto si chiedeva dove eri quando hanno ammazzato Kennedy. La nostra generazione si ricorda dove eri l'11 settembre. E ora dobbiamo chiederci dove eravamo noi mentre Ilaria Salis veniva tenuta in catene e privata della sua libertà. Siamo qui e di questo ve ne siamo grati e per cui vi ringraziamo anche di questo fatto. Grazie, sei speaker. Grazie ai nostri Andrea Melis. Adesso mi pare che ci siano degli artisti previsti che però non sono presenti come Massimo Cau, giusto? Non c'è Massimo Cau, mi pare nemmeno Alberto Sanna, che però ringraziamo per la loro adesione al nostro appello, al nostro comitato per le elezioni di Ilaria Salis. Vorrei dare la parola a Giuseppe Boi. Non è alto questo palco. Buonasera, che io sono molto contento di essere qua. Volevo utilizzare le parole di un grandissimo antifascista, un grandissimo intellettuale, una grandissima artista, che è Pierpaolo Pasolini. Pierpaolo Pasolini, intorno al 1969 o 70, non ricordo bene, partecipò ad una grande campagna internazionale di intellettuali per la liberazione di Alexander Panagoulis, che fu arrestato in Grecia dai colonnelli greci. Mi sembra che qui più o meno ce li ricordiamo tutti, i colonnelli. Appunto ci fu questa grande campagna internazionale con tantissimi intellettuali che scrissero delle cose per sostenere la lotta antifascista per la liberazione di Panagoulis. Credo che fosse così, fra le tante cose che potevo scegliere, la più adatta a questa situazione, a questa circostanza. La poesia si chiama Panagoulis. Questa volta no, non deve succedere. Siamo sopravvissuti ormai tante volte a cose simili. Ma eravamo ragazzi e il diavolo ci tentava. Essere dalla parte degli uccisi significava sperare. Una fucilazione aumentava la vitalità, si cantava. I martiri erano comodi e il PC non era in crisi. La garrotta e il cappio erano buoni argomenti dovuti alla stupidità del nemico. Ma ora non siamo più ragazzi. L'URSS è uno stato piccolo borghese. Non ci sono più speranze, non ci sono più buone ragioni per sopravvivere. L'avere ragione non rende più innocentemente ricattatori. Noi non vogliamo fare alcun uso della morte di Panagoulis. Vogliamo che Panagoulis non muoia come il ragazzo meneceo.
Ma gli dei dicono che occorre un sacrificio umano per la buona riuscita di qualcosa che riguarda l'intera città. E il ragazzo è indicato per il sacrificio, lo accetta. Niente affatto, niente affatto. L'inferno non è reale. Tu, Meneceo, resterai qui con noi. La tua sete di morte non deve essere accontentata. I tiranni non dovranno commettere questo errore. Noi non dovremmo sfruttarlo. Dobbiamo piangere la tua morte prima che tu muoia. Perché? Perché i 2000 veri comunisti impiccati a Praga non hanno più niente da dire e infatti nessuno ne dice nulla. Perché Panagulis non vale 6 milioni di ebrei del cui silenzio tutti approfittiamo per non parlarne. È andata a finire che il ragazzo Meneceo è morto, Tede ha vinto e al potere è rimasto chi c'era. Siamo impotenti, è vero, ma le parole valgono pure qualcosa. Se tu morirai, noi ammazzeremo. Sceglieremo una vittima significativa che non vuole morire conoscendo la dolcezza di prima della rivoluzione, ma non ci limiteremo ai digiuni come Danilo Dolci, no, sono passati i tempi dei vivati coi morti o dei digiuni, se non nei fatti, almeno nelle intenzioni. È l'ora della violenza aggiungo, senza speranza, arida, impaziente. Ci hanno deluso tutti, chi ha ragione e chi ha torto, e tuttavia siamo con chi ha ragione, ma senza illuderci. Amici, che non sventolate bandiere, siete diventati seri, come gente che rimugina senza dolore l'idea del suicidio. Non ci sono argomenti. L'unico argomento è negli occhi neri di Panagulis, che rinuncia alla vita. Grazie. Bravo! Grazie! Una piccola cosa, posso aggiungere una piccola cosa? Da campagna elettorale, se vogliamo. Perché accanto a Ilaria Salis, accanto al simbolo di Ilaria Salis, che è la persona di Ilaria Salis, nelle liste c'è un altro candidato che ha un alto, altissimo valore simbolico per noi tutti, che è Mimmo Lucano. E non dimentichiamo. Bene, ora vorrei chiamare sul palco il leader dei Gola Secca, Roberto Cosso. Da dove si sale? Da qui. Buonasera. Parlo a ruota libera. Sì. Buonasera a tutti. Noi siamo in Gola Secca, siamo un gruppo sardo. Siamo un po' controcorrente, nel senso che ancora siamo tra quelli che credono di fare qualcosa di nuovo, di scrivere le canzoni, insomma, in un periodo di pappagalli e di pannacci. Abbiamo una particolarità in questa serata, perché noi oggi è martedì, giovedì partiamo in Ungheria. Facciamo un tour in Ungheria. Naturalmente siamo stati coraggiosi, sì. Abbiamo anche chiesto naturalmente di poter incontrare Ilaria Salis, chiaramente ci è stato detto di no, ma in realtà il tour doveva essere di 8 date, come il governo ungherese, il nostro promoter appunto ha chiesto di poter portare i Gola Secca in concerto, italiani nonché sardi, assolutamente no. Ci sarebbero stati problemi di ordine pubblico. Andiamo con piacere in Ungheria, andiamo a parlare alla gente senza paura, portando le nostre idee di libertà, che naturalmente cozzano con il governo ungherese, come ben sapete, ma con molta dignità, andiamo senza paura, anche perché io penso che la musica, a prescindere da queste barriere politiche, che ormai non sono soltanto in Ungheria, noi guardiamo l'Ungheria, qualcuno mi ha criticato e mi ha detto, vedi che andate in Ungheria
a suonare, ma con quale faccia andate in Ungheria? Non è che l'Italia sia molto diversa ora. In Italia si stanno formando delle cose un po' pericolose per quanto riguarda la libertà. Immaginatevi che oggi il gruppo degli Alma Mediterranea, i nostri amici, hanno scritto un post dedicato a questa serata. Hanno ricevuto non so quante offese. Cioè, la gente non ha più la consapevolezza della libertà. Uno può essere anche contro la candidatura di Ilaria, per carità, ma deve anche saper accettare il pensiero diverso dal proprio. Poi, naturalmente, come dice quella signora leghista che mette le due facce, o lei o me, lasciamo perdere la volgarità del tipo di propaganda politica, ma uno può dire quello che vuole. Due parole per quanto riguarda Ilaria. Allora, dico la secca, lo dico con molta serenità, non si sono mai schierati e mai si schiereranno politicamente. Anche se poi noi abbiamo la nostra essenza di uomo, no? La nostra libertà del voto. È chiaro che all'interno di quella secca non può suonare qualcuno che si ritiene fascista, omofobo, vabbè, questo lo do per scontato. Ognuno è libero di votare chi vuole. Noi siamo qua per una ragazza che secondo noi ha dimostrato coraggio. E non aggiungo altro. Mi piace proprio questa definizione, il coraggio. La ritengo una donna che ha avuto coraggio. Quello che probabilmente sta mancando a molti di noi in Italia e in Sardegna. Il coraggio. Il coraggio anche di assumere la responsabilità delle proprie azioni. Ok? Che è una bella cosa. Molti di noi credono che le battaglie si vincono con una frase scritta su Facebook. Non è così. Dall'altra parte c'è gente che picchia duro e lo sta facendo da molti anni e noi l'abbiamo sottovalutato. Ultimissima cosa, ma sto per un po' di tempo perché così i ragazzi si preparano. E questa è una situazione musicale. I Colasecca sono qua per Ilaria stasera, ma i Colasecca sono stati anche a fianco degli operai. I Colasecca non si sono tirati indietro quando c'era una ragazza malata di tumore e aveva bisogno di soldi per un'operazione. C'eravamo anche per raccogliere soldi per un defibrillatore. Ci siamo sempre stati noi, tante volte. Mi chiedo però dove eravate voi, tutti. Non so parlo di politica, voi e noi come popolo. Quando questo Capodanno e questo Natale sono stati spesi in Sardegna milioni di euro per gli spettacoli e non c'era sul palco neanche un gruppo sardo, neanche uno. Dove eravamo? L'arte sarda è schiacciata completamente. Se non fai parte di determinati clan, in Sardegna non suoni. Se non sei amico di determinati politici, in Sardegna non suoni. E i gruppi come Colasecca, Alma Mediterranea e tanti altri sono destinati a scomparire. Siamo ancora in piedi perché abbiamo passione. Però mi chiedo, un ragazzo di 20 anni oggi, che vede quello che sta succedendo nelle città, nei paesi, nelle sagre, come può avere una minima voglia di provare a creare la propria identità musicale se non è appoggiato? Un tempo c'erano le feste dell'unità che davano molta speranza agli artisti e non è solo una questione politica, anche una questione artistica. Ora non è più così. Abbiamo tanta difficoltà e soprattutto, queste mie parole, non è per criticare il popolo che non ci è stato vicino, ma una richiesta d'aiuto. Ci sentiamo molto soli, molto soli. Dico la secca. Tutto questo sarà un show. Un'altra cosa velocissima, questa vi fa ridere. È la seconda volta che andiamo in Ungheria.
La prima volta che siamo andati è stato meraviglioso, eravamo in un paese, non ricordo il nome, comunque ho chiesto alla traduttrice ogni mezz'ora di sedere sul palco per tradurre alcune cose. A un certo punto faccio un discorso un po' lungo e dico che è bello che dei ragazzi dell'utilizzo del Mediterraneo si ritrovino qua in Ungheria, lontanissimi a suonare, con due culture diverse. Immaginatevi che un tempo saremmo dovuti venire a cavallo qua e si sente dal pubblico: ti godi? No, voi ridete, io mi sono ghiacciato. Perché la prima reazione che ho avuto, siccome c'era la mia compagna del chitarrista, le ho guardate e loro hanno fatto. Quindi allora a un certo punto mi sono avvicinato a bordo palco e ho fatto: ragazzi, chi è che ha detto quella parola in sardo sulla mia parola cavallo? Si apre poi il pubblico e c'è una ragazza con un bambino preso la mano, un altro piccoletto in braccio e mi fa: ti godi? Ma si sa, no, io ungherese, io vacanza Sardegna, Donia Nova, dire cavallo ti godi, ho imparato. È bellissimo comunque, mi sono sentito un po' a casa. Tempo male. Questa canzone fa parte del nuovo album Vedo la Sega, interamente autoprodotto e autofinanziato, dal titolo La vita nuova, La vita nuova. E questa canzone qua è intitolata La pioggia d'argento. Le fate dormono da molti anni ormai e il tuo figlio di pace si nasconde tra le nuvole. Da questo rosito nel pazzo che dice l'ora esatta, il mio paese si sveglia e dice la gente la sua c'è chi sogna l'amore felice, un frutto molto antico. C'è chi si sente perduto le parole e l'ombra dico. C'è chi gioca a fare la guerra, piace in auto blu. Se problemi di noia vitale, di social, di TV. Se domani qualcuno offende la tua dignità, tu vivi te stesso che cerchi giustizia ed equità. In una terra di lacrime e tutti che rubano dignità, racconta a tuo figlio che cos'è la libertà. Il profumo del pane caldo riempirà le strade, dalle cantine usciranno i ragazzi, si son fumati il tempo. Nella pioggia d'argento qualcuno nasconderà una violenza subita e non basta chiedere pietà. Un cuore di pietra qualcuno ti prometterà. Racconta a tuo figlio che cos'è la libertà. E se per fame o bisogno ti sei venduto, ora in cambio il tuo onore cerca. Per chiedere l'aiuto, per chiedere l'aiuto.
Grazie. Ah, possiamo fare un'altra? Ah, ok. Se mi fa piacere ne facciamo un'altra. Mi può dare poco di riverbero, poco mo di Papa Francesco? Molto... Ho nominato il Papa Francesco. Grazie. Cosa facciamo? Dobbiamo decidere qual è una canzone. Ma è troppo lunga. Delle nuove? Sì. No. Vogliamo fare canzoni d'amore, ma noi dobbiamo fare una canzone di resistenza. Come vuoi. Beh, ma non so se la conoscono, però proviamo un po'. È la prima canzone con cui inizieremo i concerti in Ungheria. Una mattina mi sono svegliato, una mattina oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire, e se io muoio da partigiano, oh bella, e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, e seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore, e le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. Questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà, e le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, e le genti che passeranno mi diranno che nel fiore del partigiano morto per la libertà. Grazie per il vostro invito, è stato un piacere. Nicola Secca, Gabriele Loddo e Sergio Tifutis. Grazie. Che bella! Un concerto prossimamente in zona. Suoniamo, credo, c'è una data che non è ancora confermata, non so se possiamo dirlo,
Il 14. No, il 15. Il 15? Il 14 sarà... No, il 14 alla Cueva no. C'è una data ancora in forza molto grossa, il 15 ci sono molti artisti sardi e poi il 22 suoniamo in un mega festival a Serviana, il festival Ippi, sarà l'unico gruppo sardo indipendente e poi vari eventuali, 30 a Sant'Adi mi ricordo. Noi non abbiamo gente dietro che ci organizza i tour, non abbiamo degli staff che ci organizzano i tour, noi suoniamo dove ci chiamano le persone che ci vogliono bene, che conoscono la nostra musica. Ed è bello così perché noi abbiamo la possibilità di girare per la Sardegna non dover dire grazie a nessuno. Bravo. Lasciamo un paio di dischi nostri con molto piacere e poi fate girare la nostra musica. Vi lascio a Roberto, ci penserà lui a farli girare. Grazie a Roberto di Gola Secca. Ora concluderemo la nostra serata con gli Alma Mediterranea che si stanno preparando, stanno aspettando un loro musicista, quindi faremo qualche secondo di pausa. Ah, è quello dove c'è quello piccolo. Adesso è quello. È qui. Siete pronti? C'è da mettere... Sì, la batteria. Roberto, posso chiedere una cosa? La metti questa chiavetta nel tuo PC? Cioè, mi dici se è piena? C'è musica? Perché non ho tutto sbagliato. C'è la diretta qua. No, c'è la diretta, no, scusa. Adesso sanno che la fanno. Dovreste ci conoscere, no, certo. Stai scherzando? Che bella questa Sono tutte le esposizioni, grazie, sì. Ma sostegno posto mi pare essere. Io sono un privato cittadino, non vedo Roberto, questo un regalo, un presente. Posso ricambiare? No, è una decisione. Mi fa piacere. Ti preparo una strada. Mi conoscete? come Ma lo sai chi è? Che è la zia di mia Laggiù quando mi sono apposta per Era un po' fatto tutto il tempo di fare un po' di... Ascolta, io rispondo. Solo ghiacciare. Solo ghiacciare. E poi ci sentiamo. Sì, sì, sì. Allora non sto scappando, mi ha chiamato Sara. No, con molto piacere, certo. Anche a me. Noi veniamo in visto da sempre
Anzi, sta sempre. Adesso sono episodi di un concerto, grazie. Adesso sono episodi di un concerto, che una ragazza che c'è la mia compagna bella bellissima. La vicina fa, vorrei un disco di Corazza. Prego, quale vuoi? Nuovo? No, fai tu. Poi io mi ricordo che sono 10 euro. È bello il suono. Vediamo. Tondo, definito e per una cosa inattaccabile. Bravo. So che tu cazzo è veramente Lasciamo fare 10 Questa cosa che ti sei cambiato è bellissima perché conosce questo è una persona. Se sali sul palco c'è più gente sul palco. Direi di salire Facciamoci un po'. Mi sembra che stiamo guardando tra un po', ma così. Il batterista sta cercando parcheggio. Abbiamo il batterista che sta cercando un parcheggio. Mario, visto che siamo così, un po' così, fateci copiare. Almeno quelle sul palco. Ehi. Moving up to the riptide, take me into the dark side, gonna be your life, take me. Now I know you when you sing that song, yeah. I get along with a girl, can't sing the word drum. È intrattenimento e basta, dai. Un applauso spontaneo per il batterista che è arrivato, che nel frattempo ci ha portato in una specie di limbo temporale nella
Sì, non ho capito che cosa. Mi sa che è la mia femmina o è il peccato? C'è un caso nuovo. Dove lì tra quelli provo l'ultima volta per vedere se è questo. Io il cavo rosso con la camicia rossa. Dobbiamo fare noti non le verità. Vai, Waka, no, per niente. Hai cambiato il cavo, sono carabinato. Sì. Subito sono arrivati. È la tua canzone. One, two. Questi che tramontati e l'amore verità, termini che non sono affari tuoi, come nella casa. Non arma sempre in noi, colpa dello stress, e questo dietro mi ricordo, la nega e sesso. Non vado mai in vacanza, se non per militanza, nell'ambito di qualche missione umanitaria. La comunità, Repubblica Manifesta, la 21 centro, sognando Che Guevara. Ai, 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 ai. Mi piacciono gli artisti, le canti del sociale, ma poi mi stanno a palla, la musica originale, non vedono del voto, non voglio in vista, non voglio non mi tengo populista, guardo troppo luce, scrutando l'orizzonte, sono sempre corrucciato, come fossi disperato, è chiaro che sono libero, però ogni trovamento, è stato camminato, chiedo un nuovo godimento. Che male c'è a vivere così un po' più free, non sei io lascio così, ai ai ai, I'm alright with you, ai ai ai, I'm alright with you, ai ai ai, I'm alright with you, ai ai ai. Mi sento equilibrio, nel mondo contrario, faccio il naturale, anche io ricordo piano, fumo sigaretto, di tabacco mi chiede il cuore, non vieni dal mercato, è un solitario, se non posso fare branco, se ho del cuore del quale, mi sento di nome, di crescita individuale, non è uno strade solo, ma voglio essere vista, facendo più mi battito, mi spiego assista. Che male c'è a vivere così un po' più free, non tocca che non lascio così, ai ai ai, I'm alright with you, ai ai ai, I'm alright with you, ai
Vuole un pochino più di voce sul palco, che la sento. C'è una canzone grintosa. Ho quasi paura. Quella. For il sole, for il vento, schiattando, ammazzo il vento, butta male scorrere. E noi senza pasta e senza scudo, il dannato non piange schiude, straveggia veloci sulle mura, la faccia che studia di nuovo, c'è un scoppare, è una cella, che freccia ride ora, questo bello, è il colore, il castratore, il giullare, senza nome, deve pure lo fare, mangiare, La festa ormai è finita. Grazie, la speranza è perduta. Canto che intonava fino a l'inverno. Facciamo una carota, prolungare l'applauso per Giorgio Del Rio che si è preparato le canzoni questa mattina. Applauso al batteriologo del gruppo. Quindi qual è quella che ci c'è bene? Sarabanda, dai. Sì, sì, dai. Vi salutiamo così con un terzo brano. Sentite la Sarabanda che è il nostro inno. Se vi dà fastidio lo tolgo.
Allora, noi ringraziamo per primo, vicino alla lista, Pier Mario, il fonico che ci ha fatto i suoni. Grazie Pier Mario. Ringraziamo tutto il comitato, tutta l'organizzazione, grazie Cristian. Naturalmente dopo vediamo. Dopo tutti quelli che hanno suonato per voi, hanno suonato anche gli anni mediterranei, la fisarmonica. Il maestro Antonello Botta, al violino il maestro Sergio Diffu, al basso il chitarrista sulle corde basse Gigi Mirabelli, alla chitarra elettrica Roby Canese, Udo Corruzzi, oggi il primo della lista, il nostro amico Poleppa, Giorgio Del Rio, un'icona della musica castellana sarda nel mondo, l'africano del blu, l'afro castellario. Volevo dire solo una cosa alla persona che magari qualcuno ci sta anche guardando, volevo dire. Perché oggi un po' ci hanno massacrato per questa cosa, no? Perché dobbiamo suonare qua. Volevo dire che non solo siamo per sostenere la liberazione subito, immediata di Raya, per la candidatura eccetera, ma siamo anche pro Palestina. Grazie a tutti! Io sono Roberto Usai, è il Mediterranea, grazie! Questo schiaccia nelle piazze, nelle fiere della città, nelle aule, nelle scuole, l'università. Non c'è bianco, non c'è nero, c'è il rosso, serve la mano, calma forte, che c'è pure tu. E la mano, grazie a tutti. Ciao raga.
Allora, grazie a tutte e grazie a tutti. Grazie per aver resistito con piacere dalle 18, aver partecipato a tutti gli interventi, aver partecipato all'ascolto di tutti i nostri artisti e tutte le nostre artiste sarde che hanno aderito al Comitato Sardo per le elezioni di Ilaria Salis. Grazie soprattutto a chi ha dato disponibilità all'interno di questo mondo prezioso dell'arte, della musica, del teatro. Veramente grazie per questo sostegno e soprattutto grazie Ilaria per il coraggio che ci dai ogni giorno e che ci porterà sicuramente ad avere un risultato che tutti noi ci auguriamo l'8 e il 9 di giugno con la tua elezione. Sì, no, ultimo appello al voto. Giustamente qualcuno mi ha parlato del facsimile della scheda elettorale. Grazie. Mi raccomando, sabato e domenica non sbagliamo. Alleanza Verdi Sinistra, Salis, e qua scrivono giustamente anche il Mimmo Lucano. Non Salis e basta. No, Salis e Lucano. Permettetemi di ringraziare un'amica, una compagna che per oggi ha dato molto. Ha collaborato a contattare gli artisti ed è stata presente durante tutta questa campagna elettorale, veramente una roccia. Un applauso per Francesca Chino. Mettiamo bene Italia Libera. E dopo domani, Piazza Garibaldi ore 18, alle 19, scusate, non lasciamo Cagliari alle destre, mi raccomando. Chiusura della campagna elettorale di Massimo Zedda e poi non sbagliamo neanche per le comunali, per le amministrative a Cagliari, Monserrato e Sinai, mi raccomando. Un appello al voto anche per queste realtà che ci interessano ancora di più perché ci viviamo in questa città. Ok, mi raccomando, andiamo alla chiusura della campagna elettorale di Massimo e votiamo tutta l'area del Campolargo. Grazie a tutti e buona serata. Grazie. Lo spento. Sì, ah, certo. Fra, ti devo dare un... Ciao Robby. Ciao. Ciao, grazie.